Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia di eseguire i titoli più importanti della mattina. In apertura la decisione della famiglia di Francesco Caruso, il 22enne morto in un incidente stradale a Taormina, di donare gli organi del figlio. In questo modo il giovane restituirà la vita a 7 persone tra Palermo e Torino. Proseguiamo con la cronaca. Scovato un laboratorio clandestino di droga a Palermo, usato per produrre stupefacenti e impacchettarli per la vendita. I poliziotti hanno sequestrato oltre 1,5 kg di droga insieme a una pistola senza matricola trovata su un tavolo. Torna sotto i riflettori l'accoltellamento avvenuto a gennaio 2023 ai danni di un giovane in una discoteca di Villafranca, in provincia di Messina. È stata annullata la condanna per il 21enne, accusato di aver colpito alla gola il coetaneo. Adesso il giovane sarà protagonista di un nuovo processo. Ci spostiamo ad Adrano, nel catanese, dove una 59enne si è barricata in camera sua per sfuggire alla furia del figlio. La donna, vittima dell'ennesima richiesta di denaro del ragazzo per acquistare sigarette, è stata messa in salvo dai carabinieri. Nuovo Energy Manager per il comune di Catania. All'ingegnere per Francesco Scandura il compito di redigere il PAESC e migliorare l'efficienza energetica del comune. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.